vince il buio ed il peccato, in cui l'amore è così grande, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Chi scuote tutto, il mondo intero, chi ci stupisce in un istante, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Ti spazza via la confusione, chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re, chi guida il mondo con la giustizia, il cui splendore è come il sole, il Re di gloria, Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei, questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Lodia il nome tuo quando la tua benignità scorre abbondante su di
lode al nome tuo, lode al nome tuo nella terra più arida, dove tutto sembra immobile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole, lode al nome tuo. Lode al nome tuo quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Vergogna e porti via, vergogna e porti via, e sempre sceglierò di benedire te. Vergogna e porti via, vergogna e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode al nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Padre, questa mattina ti voglio pregare per ogni figlio dei miei fratelli e delle sorelle che non è convertito. Ti voglio veramente pregare per loro, che so che tu ti fai sentire, che tu ti fai conoscere. Ti prego di aprire i loro cuori e che possiamo veramente vedere quello che è la promessa nella tua Bibbia, nella tua parola, che ogni generazione e la propria casa servirà a te. Padre, veramente questa è una richiesta del mio cuore stamattina. Grazie. Alleluia a te, Signore. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tu
nuovo giorno, il tempo di cantare a te. Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, ma canterò finché la notte arriverà. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Sei lento all'ira e sei ricco in grazia, grande Dio, sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forze, il tempo mio qua giù finirà, la mia anima continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Alleluia. Gloria a Dio, Signore Padre Santo. Mille generazioni in ginocchio ad adorare cantano il canto dell'agnello, e chi ci ha preceduto e chiunque crederà canterà il canto dell'agnello. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio. Il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, cantano gli angeli. Santo, canta il creato. Santo, tu sei innalzato. Santo,
cantiamo insieme il canto dell'agnello. Sei stato liberato e porti il nome suo, cantiamo insieme il canto dell'agnello. Lo canterai per sempre, amen. Canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme a noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome è al di sopra di ogni nome, al di sopra di ogni trono, potenza e dominio, il tuo nome è al di sopra di ogni cosa, canta gli angeli, santo, canta il creato, santo, tu sei innalzato, santo, santo per sempre. Insieme a noi cantiamo, santo, cantiamo al Re dei Re, santo, per sempre resterai, santo, santo per sempre resterai, santo, santo per sempre. Gloria a Gesù. Bene, allora il verso che c'era prima, giovedì prima dello studio biblico ho letto un altro verso che diceva che lo Spirito Santo aprì la mente a Lidia, se vi ricordate quando Paolo si presentò dove era l'incontro delle donne, dove loro si riunivano, dice lo Spirito Santo aprì la mente a Lidia per comprendere la parola, la scrittura. E quindi abbiamo pregato che lo Spirito Santo possa aprire ogni volta che noi stiamo insieme le nostre menti, perché non dobbiamo dare mai nulla per scontato, non deve essere qualcosa di sistematico, di religioso, ma ogni volta che veniamo alla presenza di Dio dobbiamo dire Spirito Santo apri la mia mente e il mio cuore affinché la tua parola possa portare frutto, che possa trovare un terreno fertile. Amen. Questo invece, questo verso questa mattina è molto importante perché? Perché tutte le traduzioni che noi abbiamo dicono in maniera differente. Le traduzioni che noi abbiamo, che ne abbiamo all'incirca una decina di traduzione in lingua italiana, dicono badate a come ascoltate. La traduzione originale non dice di badare a come ascoltiamo, ma dice badate a cosa ascoltate, che è diverso. Perché oggi viene detto di tutto e di più da certi
pulpiti. Noi sappiamo che la fede nasce da cosa? Dall'udire cosa? La parola di Dio. E in questo passo poi Gesù racconta del seminatore che va a seminare, quindi sta parlando del cuore, che il cuore è come il terreno, quindi badate a come ascoltate, perché quello che ascoltate poi seminerà nel vostro cuore e quindi quello condizionerà la vostra vita spirituale. D'accordo? Ecco perché abbiamo bisogno di frequentare le chiese dove viene predicata la sana dottrina della parola di Dio, se no altrimenti andiamo in confusione, non comprendiamo niente, cadiamo dalla bocca di chi sta predicando, non andiamo neanche a consultare la parola di Dio perché ci fidiamo di quello che sta dicendo quello che è dietro a quel pulpito. Fratelli, ascoltate bene, consultate personalmente, individualmente la parola di Dio, perché lo Spirito Santo sa parlare anche a te. No, pochi amen. Lo Spirito Santo non ha bisogno di coloro che ti interpretano, lo Spirito Santo è l'interprete e sa parlare al tuo cuore e sai discernere se quello che viene detto è spirituale oppure no. Eppure noi stiamo vivendo in un periodo storico dove si accettano determinate dottrine, dove ci si vede le manifestazioni e stanno dando più importanza alla manifestazione che all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Mi state seguendo? Andiamo nella parola di Dio, leggiamo insieme Matteo capitolo 7, 21-23, un passo che ha sempre toccato il mio cuore in modo particolare, ha parlato alla mia vita e ho sempre interpretato questo passo in un certo modo. Poi lo Spirito Santo mi ha fatto riflettere, sono stato lì a pregare e dire: Signore, ma com'è possibile? Perché qui Gesù dice, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questa mattina allo studio biblico voglio ringraziare il Signore per il fratello Nino, per come Dio si è usato di lui, ha fatto uno studio meraviglioso, veramente bellissimo. E vi chiedo di frequentare la scuola della domenica mattina, che oggi è stato l'ultimo incontro, ma di iscrivervi perché è stato molto bello, veramente completo. Almeno per quanto mi riguarda posso dire questo, che Dio lo ha usato e quando noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo ci guida. Quindi questo in qualche modo, Nino, completerà. Hai visto che sono sempre stato in silenzio, non ho mai detto una parola, di solito io intervengo. No, perché ho detto ve lo dirò alla fine. Lo dirò dal pulpito, no? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Mi sembra un controsenso. Siete d'accordo? Sembra un controsenso. Perché queste sono opere, siete d'accordo? Sono opere. Quindi sembra un controsenso, non chiunque mi dice Signore, ma chi fa la volontà di Dio. Le opere che qui sta elencando non sono forse volontà di Dio? Sì, lo sono. E non credo nemmeno che quelli che stanno dicendo queste cose davanti a Dio quel giorno stanno dicendo delle falsità, perché davanti a Dio non puoi dire falsità. Cioè tu hai visto che Dio si è usato di te, hai visto come Dio ha operato attraverso di te, hai visto come Dio ha manifestato la sua gloria attraverso il tuo ministero, la tua chiamata, quando sei stato a parlare con qualcuno, magari non hai un ministero, ma Dio ti ha usato, l'hai visto questo nella tua vita. Però Gesù dice qualcosa di molto forte, e io vorrei che questa mattina la nostra Chiesa, quelle che il Signore mi ha affidato, le pecore che il Signore in qualche modo ha detto pascili, possa comprendere, attenzione a quello che vedete fuori, attenzione a quello che state vedendo, non correte a destra e a manca, non correte dove ci sono segni, manifestazioni, fate molto attenzione. Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Sta dicendo qualcosa di molto forte.
non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, malfattori. È terribile. Provate a immaginare quel giorno quando accadrà questo. Ma Signore, siamo stati, io ho predicato, io potrei dire al Signore, in 26 anni di ministero pastorale, quante volte ho predicato, studi biblici, quante volte il Signore si è usato, ho visto, ho pregato per qualcuno, Dio l'ha liberato, ho visto guarigioni, ho visto tante di quelle cose, ma quel giorno sentirsi dire non ti ho mai conosciuto non sarebbe la cosa più terribile che possa esistere? Ditemelo. La scrittura dice che giova all'uomo a guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua. Voglio leggervi questo verso, Romani capitolo 4, versetto 2. Guardate cosa dice il Signore. Apostolo Paolo. Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le sue opere, egli avrebbe da che vantarsi, ma non davanti a Dio. Stiamo parlando del padre della fede. Stiamo parlando di un uomo che, dice la scrittura, per fede Abramo, messa alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito, anche se Dio gli aveva detto in Isacco ti sarà nominata la progenie, poiché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione. Stiamo parlando di un uomo che ha lasciato Ur dei Caldei, parti, vai via senza dire dove andare, tu prendi, esci fuori dal tuo parentato, dalla tua famiglia, e dice la scrittura che Abramo per fede ubbidì, si alzò, andò. Quindi se noi parliamo di quelle opere che Abramo ha fatto, ha sostenuto davanti a Dio, sarebbe qualcosa di potente. Eppure dice questo verso, avrebbe sì da che vantarsi, ma non davanti a Dio, perché davanti a Dio non possiamo vantare nulla. Mi state seguendo? Sì? Alleluia. Efesini 2, 8, 9, infatti è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono. E il dono è dono. Ora perché questi uomini davanti al Signore diranno: Signore, ma nel tuo nome il Signore dice non vi ho mai conosciuti? Ho riflettuto, ho sempre considerato, questi qui stanno dicendo delle verità, ma perché il Signore dice non vi ho mai conosciuti? Ed è la realtà, ed è la verità. Perché non vi ho mai conosciuti? Perché loro facevano affidamento su ciò che Dio ha fatto attraverso di loro, ma non hanno conosciuto Dio. Perché coloro che conoscono Dio sono pronti a dire non a noi, o Eterno, non a noi, ma al tuo nome dalla gloria, per la tua benignità e per la tua fedeltà. Il servo rimane sempre servo. Dio si usa di chiunque Lui vuole, quando vuole e come vuole. Ecco perché Dio dice non vi ho mai conosciuti, perché loro non avevano conosciuto che quello che avevano ricevuto, per cui Dio si è servito di loro, era solo esclusivamente per la sua grazia. Un dono. E il dono è un dono. Se tu diventi miliardario perché qualcuno ti dà un'eredità, non perché tu te la sei costruita, ma perché colui che te l'ha dato te l'ha donato. Quindi tu sei miliardario non perché te lo sei costruito, te lo sei fatto e te lo sei... ma perché qualcuno te l'ha dato. Noi siamo quelli che siamo per la grazia di Dio. È così che dice l'Apostolo Paolo. Infatti dice 1 Corinzi 4,7: chi ti fa pensare di essere superiore a un altro? E che cosa possiedi tu che non te l'abbia dato Dio? Quindi se tutte le cose che hai vengono da Dio, perché ti dai un sacco d'arie come se avessi qualcosa per merito tuo? Questa è nella traduzione letterale.
Mentre invece quella che noi abbiamo qua, infatti, chi ti distingue dagli altri? Che cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Ora mi capite perché lui dice a quelli non vi ho mai conosciuti? Perché si vantavano di qualcosa. Noi non possiamo vantarci nulla davanti a Dio. È per grazia. E lui stabilisce, lui, i suoi doni. Ministeri, come abbiamo visto questa mattina, la chiamata. Fratelli, la salvezza di Dio, Dio si muove sul sovrannaturale. Noi con le nostre capacità non riusciremo a salvare nessuno, né a convincere nessuno. Perché è Dio che tocca i cuori. È Dio che sa parlare a quel cuore. E Lui sa come agire. C'era un pastore in questo, ve l'ho mandato questa sul link, su WhatsApp, che stavo leggendo questa storia, questo pastore che era in un posto povero e quindi cosa ha fatto? Lui ogni volta andava in chiesa, la chiesa era vuota, non c'era tanta gente, quasi vuota, e allora lui chiedeva al Signore come posso fare per far sì che le persone vengano. Io sto predicando anche la sana dottrina, sto predicando l'Evangelo. E così a un certo punto lui, quando finisce, vede che c'era una persona che era lì sulla panca e al posto delle scarpe aveva a volte delle fasce sui piedi e quella serata nevicava, era un freddo terribile e questo uomo ma si era addormentato sopra la panchina. Il pastore lo lascia dentro la chiesa perché era aperta 24 ore su 24, quindi se ne va a casa, ma a un certo punto lui, mentre si sta spogliando, lo Spirito Santo dice: prendi le tue scarpe e portagliele. E lui torna e prende le scarpe nuove che si era comprate e gliele mette lì. La domenica successiva vede una ventina di persone che erano amici di questa persona che era una persona che viveva per strada e dissero: ma è qui dove Dio dà le scarpe nuove? Questa è la chiesa dove danno le scarpe nuove? Perché erano senza scarpe. Ma erano rimaste lì non solo per le scarpe, erano rimaste lì perché poi toccati dalla parola di Dio. Dio si muove in maniera che noi non pensiamo. Dio agisce in maniera che noi non pensiamo. Ma quanti di noi questa mattina vogliono dire: Signore, usami per la tua gloria? E usarsi della gloria di Dio, Dio ti fa smettere dal tuo modo di pensare, dalla tua religiosità per arrivare ai cuori delle persone e ti rivela come arrivare ai cuori delle persone attraverso un'altra situazione. Mi sono spiegato bene? Perché volevo dirvi questo, ma non so se sono stato capace. Cioè noi schemiamo Dio, noi diciamo Dio si muove attraverso questo, Dio si muove attraverso quest'altro, Dio agisce in questa maniera, il nostro culto deve essere fatto in questa maniera, prima i canti, poi le testimonianze, poi la preghiera, ma chi lo ha detto? Chi lo dice? Perché noi svolgiamo i nostri culti come i nostri predecessori hanno svolto il culto. Mi state seguendo? Sì? E quindi cosa facciamo? Seguiamo quello che il mio pastore faceva, l'altro pastore faceva. Mi sembra un po' andare fuori luogo se svolgiamo il culto in maniera differente. Ma dov'è lo Spirito Santo nella Chiesa? Lo Spirito Santo nella Chiesa si muove e agisce quando vuole Lui. Una volta un fratello fu invitato a predicare. E quindi non portò neanche fece una preghiera e fece un appello. E i pastori alla fine gli dissero: ma tu non hai predicato, hai fatto l'appello? Per quale ragione? Io sentivo in cuore, da parte del Signore, che non dovevo leggere la scrittura, dovevo semplicemente chiamare quello che Dio mi ha messo nel mio cuore di chiamare. Ma c'erano tantissime persone che avevano bisogno proprio di quello. A volte noi pensiamo e dobbiamo entrare in quella logica, in quella cosa. Fratelli, che questa Chiesa sia una Chiesa guidata dallo Spirito Santo.
guidata dallo Spirito Santo, dove Dio si possa usare di chi vuole. Io vorrei vedere quel giorno che nessuno sale sul pulpito, ma lo Spirito Santo scende sulla Chiesa e vediamo segni, miracoli e prodigi, e vediamo liberazione, vediamo guarigione, non attraverso magari qualche massaggio da qualcuno che ha anche il carisma, ma che sia guidato dallo Spirito Santo. Certo, non sempre, perché la predicazione deve essere fatta, ma provate a immaginare quel giorno che quando entriamo avvertiamo già la presenza dello Spirito Santo, che è qui che ci aspetta per guarire, per liberare, per sanare. Isaia 26:12: O Eterno, tu stabilirai la pace per noi, perché tu compi per noi ogni nostra opera. Tu compi per noi ogni nostra opera. È Dio che compie l'opera. Quanti sanno che Dio ha già preparato le opere che tu svolgerai? 26 anni fa abbiamo aperto questa chiesa, non c'era nessuno, siamo partiti in 4, siamo partiti in 6, in 10. Dio aveva già preparato ogni cosa. E se non fossi stato io, Carlo e qualcun altro che era con noi, che abbiamo iniziato quest'opera, Dio si sarebbe servito di qualcun altro. Siete d'accordo o no? Alleluia. Se non fosse così, se noi entrassimo in cielo solo perché comunque operiamo e ci diamo da fare, e allora ascoltate bene, quante volte mi sentite dire partecipi ai culti, partecipi agli studi biblici, vieni in chiesa perché è importante per te. Questa mattina ho detto a qualcuno che non poteva venire in chiesa perché non poteva venire in chiesa. Ho detto ricordati quando poi stai bene, perché vedi arriva anche questo, che a volte non puoi venire, non perché tu non vuoi venire, ma perché non stai bene per alzarti e venire in chiesa. Ricordati invece quando stai bene puoi venire e non ci vieni. Però voglio dirti questo, e questo me lo sento nel mio cuore, non è dal numero di quante volte tu vieni in chiesa che entrerai in cielo. Non è dal numero di quante volte frequenti la scuola biblica o frequenti l'incontro di preghiera che tu vai in cielo. Perché c'è un personaggio nella scrittura che non ha fatto neanche un minuto di chiesa. Non ha partecipato mai a uno studio biblico, non è mai stato insieme agli apostoli. Non lo vediamo, anzi, questa persona che noi vediamo, che tra l'altro, almeno per quanto mi riguarda, è stato il primo ad andare in cielo. Di chi sto parlando? Non è mai andato in chiesa, non era battezzato. Oh, attenzione! Il battesimo è importante, anzi lo devi fare, perché è un comando di Dio. Ma non era battezzato, non aveva fatto scuola biblica, non aveva frequentato culti, non era stato neanche un minuto in chiesa, non era stato da nessuna parte, ma cosa fa questo qui? Crede. E cosa dice? Luca 23, 39, 43, uno dei malfattori appesi lo ingiuriava e dicendo: se tu sei il Cristo salva te stesso e noi, ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo: non hai neppure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati. Guardate la conversione di quest'uomo. Perché se non c'è conversione, che non capisci e non ti rendi conto che sei salvato per grazia, tu non entrerai mai in cielo. Perché riceviamo la nostra dovuta pena nei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse: Gesù, Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. Gesù allora gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Ma come? Quelli che dicono abbiamo fatto grandi opere, potenti, Signore abbiamo profetizzato nel tuo nome, guarigione, liberazioni, voi non vi conosco, non vi ho mai conosciuto, malfattori. Questo era un malfattore. Questo lo era un malfattore. E gli dice: oggi tu sarai con me in paradiso.
È stato il primo. Conosciamo Dio? La domanda dell'inizio. Ma conosciamo veramente Dio? A volte pensiamo di meritarci qualcosa. Perché questa settimana sono venuto in chiesa, perché Signore, vedi, io ti sto seguendo, perché Signore, io ricordo una volta che dicevo al Signore, ma Signore, ma com'è possibile? Io facevo domande in un'azienda, in una ditta, in un'azienda per prendere lavoro, gli altri la prendevano, io no. Io dicevo, Signore, ma com'è possibile? Sono un tuo figlio. Vengo in chiesa, ti prego, ero appena sposato, ma è possibile? Faccio la tua volontà. Vengo a tutti i culti, frequento le riunioni, ma com'è che gli altri entrano in questa azienda e io no? Ma perché? Se il Signore in quell'occasione mi avesse preso da parte e mi avrebbe detto il perché, o mi avesse detto il perché, sarei rimasta a bocca aperta. Perché dopo 4 mesi questa azienda fallisce. Era una delle più grosse, a Marostica era una delle più grosse aziende, sto parlando della Brecos, faceva montoni. Un'azienda molto famosa. Gli altri lavoravano e io no, non riuscivo a entrare in questa azienda. 4 mesi, siccome che chi lavora a domicilio come me, che lavorava a domicilio, pagavano a 60 e a 90 giorni. Ora provate a immaginare, quelli che hanno lavorato per 60 giorni stavano aspettando i soldi di 2 mesi di lavoro e anche 3 mesi, non li hanno avuti. Questa mattina voglio dirti, ti fidi tu di Dio? Ti fidi del Signore? Hai fiducia in Dio? Ma in che cosa misuri di quello che tu dovrai ricevere dal Signore o con quale aspettativa vai alla presenza di Dio? Perché lo meriti? Perché Lui ti ha fatto una sua figliuola? Grazie a Dio. Perché sto camminando rettamente nelle vie di Dio? Fratelli, voglio sfatare una cosa che ho sempre sentito da certi pulpiti, purtroppo, e l'ho sentito da pastori. Se tu stai vivendo questo momento qua è perché stai vivendo questa vita qui, è perché non stai andando in chiesa, è perché non frequenti. Se tu ti sta succedendo questo è per questo. Fratelli, questa è la cosa più terribile che noi possiamo mettere addosso alle persone. Dio non agisce come agiamo noi. Io voglio ringraziare il Signore perché Lui non ha mai distolto il suo sguardo dalla mia vita. Anche quando mi ero allontanato da Lui. C'è stato un periodo nella mia vita che il mio Dio era il pallone, non era Dio. Io amavo il calcio. Ma Dio non mi ha mai abbandonato. Quando mi sono rotti i legamenti, i menischi, perché io giocavo a calcio, e quindi giocavo nella società del Napoli da ragazzino e quindi questo mi impegnava agli allenamenti, le cose, non andavo più in chiesa, stavo sempre lì. Quando mi sono rotto i legamenti, i menischi, gli è successo perché se era in chiesa non gli succedeva. C'è stato un piano di Dio sulla mia vita attraverso questa situazione, perché attraverso questa situazione io mi sono incontrato di nuovo con Dio. E Dio mi ha rivelato, perché sono stato, adesso non ricordo se erano 3 o 4 giorni, in coma. Non mi svegliavo più da quell'intervento, perché il mio intervento è durato 11 ore. Io la mia gamba avrebbe dovuto essere steccata, non potevo più piegarla. Stiamo parlando, io avevo 17 anni, adesso ne ho 67, quindi di cosa stiamo parlando? Di 50 anni fa. 50 anni fa gli interventi che ci sono adesso non erano come allora. Infatti se voi vedete la ferita che io ho qui e di qui, è fatta a zig-zag. Non so se quella aveva la mano che tremava o era proprio così. Non lo so, ma è a zig-zag. Così. Ed è lunga, che è tutta la... E quando mi svegliai, mi trovai il professore che mi aveva operato. Ero ingessato, avevo la gamba così, tutta ingessata così, e sono stato 6 mesi ingessato. E lui mi disse... Era un francese e lui mi disse che qualcuno ha guidato la mia mano mentre io operavo, perché si sono rotti 2
si sono spezzati 2 ferri mentre io cercavo di prendere il tendine per allungarlo, per unirlo, perché ebbi legamenti, crociata anteriore. Questa rotola qui è di plastica, questa rotola qua è di plastica. Infatti non devo stare al sole, sennò si squaglia. No, non è vero, non è vero. Però mi disse che qualcuno ha guidato la mia mano ed è un miracolo se tu cammini ancora. Io non solo cammino, ma muovo. E in quell'occasione, quando mi svegliai, sapete chi c'era fuori dalla sala operatoria? Non c'erano i miei amici del calcio, c'erano i ragazzi della chiesa che stavano pregando là fuori. Io li trovai là fuori e io dissi a mio papà e a mia mamma quando mi vennero che mi svegliai dal coma, gli dissi: papà, per favore, mi porti la Bibbia, la mia Bibbia che papà mi regalò. E io feci una promessa al Signore: Signore, ho capito, perdonami, voglio dare la mia vita a te, voglio servirti. E se mi trovo qua dietro è solo per la sua grazia. È solo per la sua grazia. Sono passati tanti anni, pensate che non sono ancora caduto? Ma il Signore mi è sempre venuto a cercare, perché Egli è colui che ti viene a cercare, non ti lascia e non ti abbandona, fino all'ultimo istante della tua vita. E sai cosa fa? Non ti rinfaccia mai di nulla. A Pietro non l'ha rinfacciato, non gli ha detto: Pietro, ma cosa fate? Vi ricordate la predicazione di domenica scorsa? È entrato in quella stanza, è entrato in quella porta, paura, avevano chiuso per paura, e che cosa ha detto? Non ha detto: ma come? Ve lo avevo annunciato che sarei andato al cielo, al terzo giorno sarei risorto, ma cosa avete paura? Disse: pace a voi! Perché questo è il nostro Dio. Lui viene e porta pace nel tuo cuore e dice: figlio mio, vieni qua, perché ti conosco, perché so che tu sei polvere. E quindi questo dobbiamo ricordarci, dobbiamo essere usati da Dio e dobbiamo camminare fedelmente nelle vie del Signore. E se questa mattina noi possiamo accostarci alla Santa Cena, non è per i nostri meriti, ma è per il sangue di Gesù che è stato sparso per ognuno di noi. Non è perché noi meritiamo, ci accostiamo, attenzione, è per il sangue di Gesù, alleluia, che ancora oggi è potente da cancellarci da ogni macchia di peccato. Non ce l'ha cancellato quel giorno, ma oggi è potente da cancellare. Signore, ho peccato, sono venuto meno, perdonami, abbi pietà di me. Signore, lava il mio cuore, mi accosto, Signore, perché so che il sangue tuo prezioso ancora oggi è potente da cancellarmi. Alziamoci.